Eccoci qua, cari amici e cari amiche, buon tutto. Anzitutto una buona ripresa per questo periodo negativo dovuto al coronavirus e quindi restiamo ancora un po' in casa con l'auspicio che tutto finirà al più presto possibile. Ma andiamo avanti con l'oroscopo del giorno, lunedì 27 aprile 2020. Va bene? E non dimenticate, come io dico sempre, di iscrivervi a questo bellissimo canale e attivare la campanella delle notifiche in modo tale che quando vado a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica, così non lo potete perdere assolutamente. Andiamo con il segno dell'Ariete. Amore, sarà una giornata di grandi eventi, ma anche molta tranquilla. La vita sentimentale scorre senza intoppi, a parte qualche piccolo diverbio. Se siete single, confidate a un amico speranze e aspirazioni. Scoprirete che non sono irrealizzabili, quindi c'è buona speranza. Andiamo con il segno del Toro. Amore, state vivendo un intenso momento della vostra vita che vi farà ampliare gli orizzonti, ma lascerà poco spazio alla vita privata. Non trascurate la persona amata, anche se i single hanno voglia di evadere, avranno tante occasioni per farlo. Il segno dei Gemelli. Amore. Giornata da dedicare alle persone che vi circondano, tenendo in primo piano i sentimenti. Oggi avrete un'energia molto speciale, quasi unica, che vi spingerà tra le braccia del partner. I single faranno ottimi incontri. Cancro. Amore. Tutto è tranquillo in amore. Anche se in serata qualche nuvola potrebbe mettere in forse un rapporto amoroso, ma tutto si risolverà al miglior dei modi. Se siete single sarete animati da una grande vitalità che vi porterà ad attirare numerose conquiste. Leone. Amore. Di fronte a una scelta importante in campo amoroso, oggi saprete come agire. Una storia iniziata per gioco si trasforma in qualcosa di profondo ed il momento ideale per suggerirla a voi stessi e fare in modo di far nascere un ottimo rapporto. I single dovranno cercare di non illudere una persona. Vergine. Amore. I pianeti vi promettono una giornata stimolante all'insegna del buon umore. Un partner molto comprensivo vi aiuterà a vivere in modo migliore questa bellissima giornata. Nuovi flirt in arrivo per i cuori solitari, ma nulla di serio, almeno per il momento. Bilancia. Amore. È arrivato anche per voi il momento di prendervi la rivincita. Solitamente siete disposti a passare oltre e a perdonare, ma oggi avete poca voglia di comprendere anche chi vi è vicino. I single sentiranno il bisogno di avere più attenzione. Scorpione. Amore. Avete voglia di passione e sentite il desiderio di qualche slancio in più. Chi è in coppia sarà alla ricerca spasmodica di qualche motivo in più per sorridere nella vita. Torna Venere nel segno per i single, ci sono ottime possibilità per incontrare una nuova persona. Sagittario. Amore.
Questo è un ottimo periodo per voi, perciò non rovinate tutto con la vostra mania di perfezionismo. Cercate di pensare alle cose importanti, all'amore e ai sentimenti che dovete curare. I cuori solitari potrebbero coronare un sogno d'amore. Capricorno, amore. Ci saranno ottime occasioni per ufficializzare qualcosa di interessante in ambito amoroso. Oggi sarà una giornata intrigante e potrete far partire progetti importanti. I single per il momento dovranno concentrarsi su una questione familiare urgente. Acquario, amore. Ci sono giorni in cui la pazienza può avere un limite e oggi sembra uno di quelli. Nelle relazioni cercate di non bruciare le tappe. Non tutti possono capire i grandi sacrifici che avete fatto. I single dovranno agire con la massima prudenza e se vorranno portare avanti una storia. Pesci, amore. Finalmente torna Venere nel vostro segno e dunque vi sentite su di giri e avete voglia di essere al centro dell'attenzione. Cercherete di entrare nel cuore della persona amata. I single dovranno sfruttare le occasioni che si presenteranno senza fare passi indietro. E così abbiamo letto l'oroscopo del giorno lunedì 27 aprile 2020. Se avete bisogno del sottoscritto potete tranquillamente chiamarmi nel privato, sia per una consulenza di cartomanzia, di veggenza, sia per parlarne di ritorni e legamenti d'amore, perché mi occupo anche di questo. I numeri sono quelli che vedete nello scrollo, sono sempre disponibili, quindi potete sempre chiamarmi quando lo volete. A tutti voi un abbraccio e a risentirci domani per il nuovo oroscopo. Arrivederci a tutti.